Lui si chiama Enzo, ha 51 anni e viene da Trapani. Ciao Enzo. Ciao. Allora Enzo, tu cerchi l'anima gemella. Esatto. Cerchi la donna ideale. Esatto. Parliamo di questa anima gemella che noi dovremmo conoscere. A che genere di donna ci dobbiamo rivolgere? Cioè, abbiamo una donna che, anche se sono è carina, con la famiglia, deve stare bene. Certo. Non voglio un giorno, perché io mi ho trovato sempre malamente, queste ragazze mi ha trovato troppo male. Logico. E non ci voglio passare anche più. Tu sei divorziato, giusto? Sì. Hai figli che stanno con lei? No, No, quindi figli niente. no. Sei singolo completamente, abiti da solo? Sì. Sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Per adesso no, No. ce l'avevo. Però la patente ce l'hai? Sì. Perfetto. Lavori? Per adesso no. Per adesso no. Diciamo sei in procinto di occupazione? Sì. Perfetto. Tu sei originario di Trapani? Sì, Sei nato a Trapani, logicamente. esatto. Parlaci un po' di te, Enzo. Cioè io sono un bicciotto troppo bravo, non può essere in giro come l'avevano preso anche altre, perché prima dicono sì e poi cambiano. Certo. Se mi rispetto, le rispetto, sono fatto così. Cos'è che ti piace fare nella vita? Io faccio emulatore e anche aspetto una chiamata per andarmi a lavorare. Dico, le cose belle della vita ti piacciono, i divertimenti? Non so, andare a ballare, andare in discoteca, Sì, queste sì mi piace. andare a mangiare fuori in Però un quando ristorante? c'è possibilità di andarci. Certo. Perché io prima ci andavo spesso a mangiare fuori, ristorante, cose, Quando perché a lavoravi? casa Certo. non ci stavo mai, Certo. anche con la famiglia, senza famiglia, Logico. però io voglio rispetto. Esatto. La musica ti piace? Sì. Sì, Che genere di musica ascolti? qualunque musica, Basta che sia orecchiabile. esatto. Va bene. Credi ancora all'amore? Io sì, Sei un tipo romantico? io sì, Ti piace fare le coccole alla tua lei? Non so. sempre, Sì. Ti sempre. piace farle e riceverle Esatto. naturalmente? Basta se si comportano Ti piace andare al mare? Sì, ci sono andato anche stamattina. Esatto. Purtroppo poi adesso c'è andare al mare. C'è un caldo terribile. Ascoltami Enzo, ha molto che porti la barba? No, da poco. Da poco. Quindi prima non la portavi? Cioè prima la portavo anche, però. Un po' sì e un po' no. Esatto. Ti preferisci con la barba o senza barba? Per me io vado con la barba e senza barba. Esatto. Cioè sei la stessa figura. Sì, è uguale. La tua preferenza è o con la barba o senza barba, è la stessa cosa. Quando piove la barba la tengo Logico. bella pulita. Anche perché l'acqua diventa, Esatto. scorre acqua e quindi. Esatto. Vabbè, a che genere di donna, parlo dell'aspetto fisico, sei interessato? Cioè ti piacciono le bionde e le brune oppure Per me non è lo vai uguale. guardando? Per me è uguale. Mentre per quanto riguarda l'aspetto fisico esternamente, ti piace la donna in carne oppure la donna magra? Giusta, La vuoi normale? normale, sì. Con un pochino di carne in più, Esatto. anche perché la carne fa bene. Esatto. Giusto, perché modella la donna. Poi Appunto. troppo magra praticamente non è neanche bene. Giusto? Esatto. Va bene Vincenzo. Qual è la cosa che ti fa innamorare di una donna, del suo comportamento? Anche gli occhi, come sghezza, tante le cose. Esatto. Ti piace dialogare con la donna? Sì, Ami dialogare? sì. Non sei un tipo, mettiamo, che stai muto, No, senza no. dialogo? No, niente. no. A te piace esporti? Esatto, sì. Dialogare, chiarire alcune cose, Perché anche prima giocavo anche a pallone io. Esatto. Anche perché queste sono cose che in un rapporto fanno bene. Esatto. Adori la famiglia, logicamente. Certo. Ti piacerebbe avere dei figli con questa tua compagna? Porta rispetto, sì. Certo. Che fino ad oggi rispetto non me l'ha portato nessuno. Certo. Io mi ho trovato sempre male per portare rispetto, ma poi. Esatto. Vabbè, può essere che con la mia trasmissione sei fortunato e trovi l'anima gemella, giusto? Esatto. Va bene, questa donna dovrebbe essere di Trapani oppure anche nelle zone limitrofe va bene? Anche soldi va bene anche. Va bene, cioè anche se telefona una ragazza, non so, di Mazzara, Marsala, Campobello, tu te la prendi lo Ci diamo stesso. l'appuntamento. Esatto. Perfetto. Va bene, amiche telespettatrici, lo state guardando, Enzo ha 51 anni, viene da Trapani ed è in cerca della sua donna ideale. Enzo va cercando una donna che parta. A proposito che parta, dobbiamo parlare dell'età di questa donna. Tu hai 51 anni, quindi da che età dovrebbe partire? Anche da 40-48 anni va bene. Esatto, quindi partiamo dai 40 per andare a finire ai 50, arrotondiamo. Esatto.
Perfetto, allora amiche telespettatrici, ci stiamo rivolgendo a delle donne che partono dai 40 e arrivino massimo a 50 anni. Enzo è qui, è intenzionata ad avere una storia seria, non va cercando una donna molto sofisticata, non va cercando bellezze particolari, va cercando una donna onesta, sincera, sensibile, perché a lui piace la donna sensibile, dico bene. Che parta dai 40 e arrivi massimo a 50 anni. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Enzo è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Allora Enzo, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio rivolto a loro come se stessi parlando direttamente dal vivo? Vai. Sì, se loro vanno bene, sì, mi possono anche chiamare. È stata una ragazza sincera e le altre cose. Ciao, state bene. Perfetto, questo era tutto. Amiche telespettatrici, ripeto, chiamate perché Enzo è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao. da Enzo. Ciao ciao. Oh yeah!